Buonasera, buon lunedì, bentrovati a Corner. È un lunedì particolare, carico di adrenalina, non solo per la vittoria del Catania di sabato sul Picerno, ma c'è un posticipo davvero interessante per tanti motivi che riguarda anche il Catania, quello tra Benevento e Salernitana. Vi dico già il risultato parziale: 1-0 per il Benevento, ma 2 pali, una traversa e un palo per la Salernitana. Allora, ne parleremo stasera, oltre che di Catania, anche di questo posticipo che è veramente molto interessante e coinvolgente per tanti motivi. Li teniamo aggiornati minuto per minuto. Non lo so, ma io non si può fare sta vita. Patanè non può stare senza parlare. Allora, aggiornati. Buonasera ad Angelo Patanè. Buonasera, è l'evento. E bentornato Patanè. Grazie, a un certo punto abbiamo temuto di perderti in quel di Picerno. Eravamo a rischio tutti quanti e poi capirei anche perché. Va bene, fra un po' cercheremo di capire. Buonasera ad Alessandro Magliesindi. A voi, buonasera. Allora, alla mia sinistra c'è Max Velotto. Buonasera a voi. E risalutiamo e diamo il benvenuto ancora una volta a Carlo Breve. Ciao Angelo, buonasera a tutti. Ciao Carlo, anche per te oggi è stata una giornata impegnativa. Ricordo che poi dopo Corner potrete seguire la differita integrale del match tra il Picerno e il Catania. Adesso dura vado... un minuto e mezzo. Tutta la partita, la partita dura 97-98 Carlo Breve minuti. Ho commentato i primi 2 minuti, dopodiché è basta. andato via. Vabbè, è finita la partita. Andiamo da Giulia. Ciao Angelo, ciao a tutto lo studio e saluto soprattutto i nostri telespettatori e ricordo che potete interagire con noi tramite la nostra linea WhatsApp al numero 342 771 2855. Fra poco vedrete anche i messaggi scorrere sullo schermo, i vostri messaggi alla nostra WhatsApp line. Adesso però, come sempre, come tradizione, ci rivediamo la partita in montaggio di Ottavio Longo per capire che partita è stata, come è stata questa partita, se ci sono stati degli episodi. Poi lo scopriremo comunque anche con Max Velotto e la sua moviola. Vediamo. Ci troviamo qui sulla Sintetico di Picerno. Buon sabato pomeriggio, è l'anticipo di questa 16ª giornata di campionato. Squadre che stanno entrando in campo proprio in questo istante agli ordini del signor Pezzopane dell'Aquila. Controlla il cronometro e proprio in questo istante fischia il fischio l'inizio della partita. Subito c'è il calcio d'angolo, c'è il colpo di testa, la possibilità è la gol della Catania che con forte mette la pallone in fondo al sacco. Di Gennaro, di varcare del campo con la possibilità per Lunetta, Marcone, possibilità di allargare a destra dove gioca Jimenez, lo scambio con Casasola, la mette in mezzo all'area di rigore, arriva Esposito, cambia gioco da sinistra a destra, poi lo scambio per Bianchi, possibilità di caricare il tiro e in 2 tempi riesce a respingere l'estremo difensore Dini. C'è Corbari, possibilità per Lunetta, il controllo con il piede sinistro, si allunga troppo il pallone, poi col corpo leggermente sbilanciato all'indietro la sfera si perde comunque 1,5 metri all'esterno della 7 di destra della porta difesa da Marcone. La rincorsa di Jimenez, il tiro, la parata da parte di Marcone.
ripeto, proprio in questo istante fischia la fine della partita, il risultato finale consacra il Catania primo in classifica. Allora, Catania primo in classifica. Chiedo a Gaetano Marano se ci può fare vedere la classifica in questo momento. Lo stiamo così magari... ancora, nonostante il Benevento vinca per una rete a però zero vediamo sulla un attimino cosa Salernitana, succede. Bene, questa è la classifica, senza contare il risultato, però Al ovviamente... momento 34, 32 Benevento, 31 Salernitana. Questa è la situazione in testa alla classifica. Ha guadagnato 3 punti sul Cosenza in maniera abbastanza inaspettata. perché Allora, ha perso a Foggia. Alessandro, io partirei proprio da Carlo, se mi permetti. Con te abbiamo parlato già oggi in anteprima corner, allora vorrei sentire Carlo, che ha seguito poi sabato con noi qui in studio la partita di Picerno. Un primo giudizio per questa serata. Ottima partita, Angelo, partita in cui il Catania ha messo subito le carte in chiaro, ha subito mostrato il piglio della capolista contro una squadra che aveva 18 punti meno del Catania. Il Catania ha dimostrato di avere tutti questi punti in più dall'inizio, quindi questa già presuppone che sia sulla buona strada la squadra di Toscano. Dal punto di vista tattico, secondo me è intelligente a ricopiare la gara contro il Siracusa, quindi schierando in fase di non possesso una difesa a 4, arretrando Casasola sulla linea dei difensori e alzando Donnarumma, che andava a pareggiare con gli altri 3 attaccanti, con Lunetta, Forte e Jimenez, i 4 difensori avversari, 2 coppie in mezzo al campo con Di Tacchio e Corbari che pareggiavano i loro 2 centrocampisti, e appunto i 4 difensori contro i 4 attaccanti del Picerno. Questa è stata sicuramente una delle partite più attente e giudiziose del Catania, che è passato in vantaggio, ha sfiorato più volte nel primo tempo il 2-0. Nel secondo tempo ho rivisto la partita, il Catania per 35 minuti è stato padrone della gara, nonostante non abbia punto così come aveva fatto nel primo tempo. Gli ultimi 10 minuti un tantino in sofferenza, perché si è alzata la voglia di andare a pareggiare con l'acqua alla gola dei giocatori del Picerno. Per 10 minuti il Catania si è un attimino fatto schiacciare, non ha rischiato chissà che, per 10 minuti insomma c'è stato qualche piccolo scricchiolio nella difesa del Catania, che non ha rischiato nulla. Io ritengo che sia stata una gara giudiziosa, giocata bene e vinta meritatamente. L'importante era vincere. Allora, andrei adesso da Alessandro, poi da Max e per ultimo Patanè. Allora, non è un castigo, non è una punizione assolutamente. No, Alessandro. me la prendo. La notazione che vorrei fare è che in questa circostanza il Catania è arrivato a Picerno da capolista e si è comportato da capolista, confermando quello che era alla vigilia il posto in classifica. Fatto Tornando inedito, da capolista, è tornato pure da capolista. Fatto inedito perché avevamo sottolineato nelle scorse puntate, sia a Cosenza che a Casarano, in questa stessa condizione, la squadra aveva avuto un passaggio a vuoto. Evidentemente alcuni schiaffi servono, danno una maggiore concentrazione soprattutto nell'approccio, perché credo che la differenza poi in questa partita l'abbia fatta l'approccio. C'è un Catania molto determinato, subito in pressione alta, conquista il calcio d'angolo e lo traduce in gol con questo schema che insomma è stato ben eseguito. L'altra notazione riguardo insomma qualche mugugno di chi ancora cerca il bel gioco, cerca lo spettacolo, cerca non so che cosa. Io credo che se a inizio stagione, ricordiamoci a inizio stagione, insomma gli strali di chi diceva che senza Faggiano e senza Inglese quest'anno sarebbe stato un flop, un fallimento totale, credo che se a inizio stagione avessero proposto a ciascuno di noi, a ciascuno dei tifosi del Catania, 34 punti in 16 partite a fine novembre e primo posto in classifica, penso che le sottoscrizioni, la raccolta di sottoscrizioni sarebbe iniziata qui per arrivare agli archi della Marina. Quindi dobbiamo anche contestualizzarci, perché non è Champions League, non è Serie A, non è Serie B,
non è neanche Serie C, girone A e girone B, questo è un campionato a sé stante, girone C, lo sappiamo sulla nostra pelle, è un campionato difficilissimo, forse anche di più. Quindi aver capito, scusami e mi taccio, aver capito che il fine è ben chiaro all'allenatore in primis, perché poi questa è una squadra che ha la faccia di Toscano, è inutile che ci giriamo attorno. Toscano, se c'è il Benevento, parata di Donnarumma. Sì, di Donnarumma. Attenzione, perché c'è forse una chiamata FVS per un gol reclamato dalla Salernitana. Andiamo a chiudere. Concludo. Questa è una squadra che ha la faccia di Toscano. Toscano sa che per arrivare a vincere ci deve arrivare attraverso questo percorso. I 12 clean sheet su 16 partite sono un dato inequivocabile. Questa è una squadra che concede nulla, tranne alcune partite in cui magari è stata meno concentrata del solito, ma in linea di massima concede poco e niente e capitalizza quello che produce in chiave offensiva, anche se ancora in questo senso si può migliorare. Volevo sentire Max sulla prestazione dell'arbitro, mentre stiamo vedendo Peppe Raffaele che consegna la sua card per il gol che non sarebbe stato concesso alla Salernitana. Max, non ti dico di dare un giudizio su questa azione perché... anche perché ho visto un tocco di mani, un pallone che è rimbalzato poco prima del tiro. Poco complicato in questo momento. Un'azione molto confusa, ora c'è la revisione FVS, da una prima immagine, una prima scansionata così veloce delle immagini sembrerebbe che il pallone abbia oltrepassato la linea. C'è una serie di situazioni all'interno dell'area di rigore un pochettino dubbie, falli, colpi di mano, un fallo sul difensore del Benevento, è una situazione molto confusa proprio che arricchisce già una sfida di per sé molto complicata. Meno male che ieri non ce ne siano state, così, ieri no. Ieri no, ringraziando la buona sorte, c'era molta attenzione, come dicevo ieri, c'era molta aspettativa sulla designazione di ieri, ma non tanto sulla designazione quanto sulla prestazione dell'arbitro, perché come ho detto oggi nell'anteprima venivamo da troppe direzioni di gara discutibili che avevano tra virgolette penalizzato e alcune volte creato anche dei grossi problemi non solo in campo ma anche post gara al Catania, e sinceramente vedere una direzione di gara come quella di ieri che si è basato sulla semplicità, si è basato su un arbitraggio fatto di cose semplici che si è adeguato a quello che è stato l'agonismo della gara, può sembrare banale quello che dico, no? Che può sembrare che la partita è scorsa bene, non c'è stato problemi, ma a volte non è sempre solo merito dei calciatori quando le gare vanno bene, a volte anche, dobbiamo dare anche un merito all'arbitro, perché l'arbitro ha fatto, lo dicevo in diretta Angelo l'altro giorno, dicevo questo, che quei 4-5 fischi che possono sembrare banali, sono quei 4 e 5 fischi che ti mantengono l'equilibrio della gara all'interno di una soglia di correttezza e di agonismo che fa sì che non fuoriesca dai binari. Prestazione secondo me molto positiva. Bene, grazie. Possiamo aggiornare velocemente, abbiamo rivisto più volte a rallenti l'azione contestata con la Salernitana che reclama un gol, la sensazione è che Ferrari tocchi il pallone con il braccio e aiutandosi diciamo, far avanzare il pallone, poi sicuramente la palla a seguito delle gambe marca la linea, però credo che ci sia alla base un fallo di mano di Ferrari. Aspettiamo perché la revisione in questo momento è in corso, lunga. Sarà lunga sicuramente. Tra l'altro l'arbitro è siciliano, è di Palermo, il signor Madonia se ricordo bene. Allora, abbiamo meno di un minuto, Patanè, prima di fare la sosta. Ma dico, visto che stiamo aspettando che venga fuori, no, ti posso dire invece una cosa. Cosa mi devi dire? Avete parlato tecnicamente della partita, avete affrontato gli argomenti più importanti. Però tu non puoi parlare di questo. In questo minuto no, visto che adesso tra un po' dobbiamo andare in pubblicità, però volevo ringraziare tutti quanti i tecnici che lavorano dietro i nostri studi, dietro le telecamere, dalla regia a Catania a tutti quelli che poi realizzano, confezionano una trasmissione come Diretta Stadio la domenica. Uno di questi ovviamente è il nostro fidissimo Angelo Pandolfo. Devi sapere, Gagliano, ma tu che hai fatto tante telecronache lo sai, che è una cosa che si fa soprattutto quando la temperatura è bassa, e a Picerno la temperatura
temperatura è bassissima. Dove vogliamo andare a finire? Prima di andare in onda, ovviamente fare la pipì. Cioè, quando andavamo San Siro era il posto dove ci incontravamo con Caressa, dove ci incontravamo con Francesco Repice, e proprio prima della partita. E allora il povero Pandolfo, che stava aspettando l'arrivo della squadra, l'arrivo del Catania, è un momento topico, perché poi vi portiamo in casa proprio le immagini della squadra che arriva. Gli scappava, 0 gradi, gli scappava, e mi dice: Angelo, ti prego, se arriva la squadra nel frattempo, in questo secondo che vado a far pipì, no, tu fischiami che io immediatamente arrivo. Allora io gli faccio, siccome siamo zuzzurelloni, ne approfittiamo un po', ho aspettato che Pandolfo varcasse la linea della toilette, che era praticamente 25 metri lungo l'auto di sinistra del campo, e appena lui è entrato gli ho dato proprio il tempo dell'inizio, e guardate che poi cosa gli ho fatto. Ecco, Che cosa hai fatto? Gli ho fischiato subito. Cioè non ha avuto il tempo No. praticamente. E guardate Pandolfo che ancora praticamente corre, perché sa perfettamente che... Ecco, questo... Meno male che abbiamo bippato, non abbiamo oscurato. Ma è un modo per dire che siamo una squadra e ci vogliamo bene, ci rispettiamo come tale, e secondo noi l'apporto di chi sta dietro le telecamere, dalla regia Catania alla Funia, oggi stesso dietro questa trasmissione, è il momento una cosa chiave in questo fondamentale. momento. Ne abbiamo approfittato per dire che è gol. No. È gol. Quindi c'è il pareggio 1-1 della Salernitana. Siamo a me è alla parso 28esima. che Ferrari si sia proprio aiutato. Adesso voglio chiedere a Max se ce Facciamo fischiare ora 1-1, va bene così. vorrei chiedere, la partita, ma una controcard si potrebbe giocare in questo momento? Ma guarda, io vi ho detto già dall'inizio, ho avuto la possibilità di rivedere le immagini, le ho ora un attimo commentate anche con Carlo Breve. Allora, che la palla sia entrata dentro non c'è dubbio. E prima? Perché la palla è quello che succede prima, che c'è un insieme di carambo. Ho valutato anche se c'era qualche possibilità di fuorigioco, invece la palla non viene da un giocatore della Salernitana, bensì da un rimpallo su un difensore del Benevento. La palla entra nettamente dentro, viene tirata fuori proprio dal portiere, c'è proprio un'immagine, c'è un fermo immagine, si vede proprio la palla è dentro. Come sia entrata dentro c'è da appurarlo, perché c'è Ferrari che cade per terra, accompagna quasi con tutto il corpo diciamo il pallone, e poi comunque la palla entra dentro. Allora, posso dire una cosa? Ma che bello questo derby con le due tifoserie, Capisci? piene, con le due curve piene, ma quanto è bello! Purtroppo Allora, ancora Giulia, dobbiamo aspettare. Giulia, fra poco veniamo da te. Facciamo pubblicità e dopo ripartiamo da Giulia con i messaggi da casa. Allora, ricominciamo come promesso da Giulia con i messaggi da casa, che sono tantissimi. Sono tantissimi, e l'attenzione è sul big match, appunto, Benevento-Salernitana. E che è appunto, proprio scrivono: se nel big match tra Benevento e Salernitana viene fuori un bel pari, allora sì che possiamo davvero sognare a occhi aperti. Stasera tifo per un pari, anche se sono certo che il nostro destino dipende solo da noi. Manca un'ora di partita, Giulia, cioè tecnicamente manca un'ora di partita ancora da giocare. Al momento, al 32esimo, siamo 1-1. Eh sì, mancava l'uomo incisivo davanti, e Forte sta dando molto, anche Di Tacchio e Jimenez. Si vede che è una squadra unita. Il Catania, questa è una domanda per voi, il Catania può prendere qualche calciatore del Rimini svincolato? Giovanni da Masca Lucia. Ne sta seguendo uno, però diciamo che non è l'obiettivo prioritario per quello che riguarda il ruolo di questo giocatore. Potrebbe essere, diciamo, un'idea, ma non è prioritaria. Un'altra domanda per Vagliasin di Wikipedia, è così che ti descrivono. Sapete dirmi quante sono le partite in cui Forte è stato determinante? E so che ti do un assist Abbiamo una grafica, pazzesco. guarda, Esatto. Neanche farla apposta, e Gaetano Marano sì. ce la può mostrare. Hai scritto tu la il prima messaggio a Giulia? No. Sicuro. Giuro di no. Eccola qua, l'incidenza dei gol di Forte, sono 6 reti complessive. Ne ha fatto uno contro il Foggia non decisivo, uno a Cava decisivo, a Giuliano non decisivo, con la Salernitana non decisivo, con Latina decisivo, a Picerno decisivo. Quindi
facendo il conto che da situazioni di pareggio il gol di Forte è valsa la vittoria, sono 6 punti. 2 per ogni partita in cui è stato decisivo, quindi sicuramente è un contributo molto molto importante. Ma diciamo in proiezione, se sono 6 gol dopo 16 giornate, potrebbe andare sicuramente in doppia cifra. Non ci sono dubbi. E quindi... Per dirvi una cosa, e poi magari l'approfondiremo meglio in una schermata successiva, alla stessa giornata l'anno scorso Roberto Inglese aveva fatto 6 gol come Forte oggi. E poi ha Solo che chiuso... Forte continua a segnare, Roberto Inglese ora in panchina. si è un po' inceppato. le stagioni non sono tutte quante uguali e quindi per questo magari... Giulia, un paio di messaggi senza domande, se puoi. Senza domande. Il Catania deve stare attento alle ripartenze avversarie. Quando perde palla alla metà campo c'è sempre da preoccuparsi, scrive Massimo. Poi un altro messaggio dalla piccola Ginevra. Venerdì tutti allo stadio al Massimino, una bolgia, sosteniamo la squadra e vinciamo contro il Crotone. Queste partite si chiudono prima, si rischia di subire il golletto che poi ti frega, invece secondo tempo di inutile attesa. Buonasera, Salvo da Catania, saluto tutto lo studio Telecolor, con Max Velotto ha fatto un ottimo acquisto, grazie. Allora, grazie, ci fermiamo qui. Max, vengo da te perché prima della Moviola tu oggi hai lavorato, fra virgolette, con i ragazzini, nel senso ai più piccoli hai dato qualche una piccola lezione di educazione civica? Sì, sono stato invitato dall'istituto, è una scuola di primo grado, la John Dew, una scuola qua di Catania. I ragazzi della quarta e quinta elementare in un programma nel quale è inserita la parte riservata all'educazione civica. L'istituto ha individuato nella figura dell'arbitro un soggetto meritevole di attenzione per quanto riguarda il rispetto delle regole e dei comportamenti. È stata un'esperienza bellissima insieme ai ragazzi, mi hanno fatto un sacco di domande, gli ho spiegato qual è la figura dell'arbitro, il rispetto delle regole, ma non solo in campo ma nella vita, il rispetto fatto anche di regole, di tutto quanto, e quindi è stata una bellissima esperienza. Ringrazio sia il dirigente scolastico che la maestra che mi ha accolto e tutti i ragazzi. Un abbraccio a tutti voi e buon Natale. Sono veramente situazioni emozionanti, le condivido con Max, ma tutti quanti noi siamo stati chiamati negli anni a fare questo stesso tipo di interventi ed è davvero una grande emozione quella di poter rapportarsi con le nuovissime generazioni e magari dare quel sorriso, quell'esperienza, ma anche quel rapporto di piccole esperienze quotidiane che servono anche ai ragazzi. Certo, io non sono un buon esempio quando faccio le telecronache, nel senso non sono così obiettivo e equidistante, non mi chiamerebbero mai in caso di dover commentare gli arbitraggi. L'onestà intellettuale. Tante altre scuole si accoderanno a questa iniziativa, Max. Aspettati telefonate a raffica da qui alle prossime settimane. Dimmi, volevo dirti invece una cosa. Cosa mi vuoi dire? Stasera mi vuoi dire tante cose. Abbiamo un invito, tutti quanti noi, in Islanda. In Islanda? A Reykjavik? No, esattamente, lì vicino, dove Alessio Fresta, che è il nostro... salutiamo, allora. Esatto, Salutiamo Alessio. che è il nostro telespettatore affezionato all'Islanda. Io quando sentivo Giulia che diceva ci scrivono dall'Islanda, io pensavo, dico, qualcuno che invece al librino ci sta scrivendo, e invece no. E proprio Alessio vive in Islanda, si è trasferito tanti anni fa in Islanda, ci segue costantemente e periodicamente su streaming, guarda Corner, guarda Diretta Stadio, è sempre con noi. Ovviamente l'invito, io mi sono permesso a nome di tutti di declinarlo, quantomeno nel clima invernale, perché mi ha spiegato ci sono questi 6 mesi di buio, lui vive all'interno, vicino a una specie di piattaforma, vicino a un geyser, dove per riscaldarsi le colture in Islanda le lavorano con i fumi, con i vapori del geyser, quindi dove c'è un geyser e lui poveretto sta 6 mesi al buio. La prima cosa che gli ho chiesto francamente era ma che ci andava a fare un catanese in Islanda? Eppure... Allora se guidi tu vengo, promesso. Allora, d'accordo, allora torniamo un era lo attimo. spunto per salutare te Angelo, perché ci teneva particolarmente e magari sei ospite suo, perché lì è tutto vegetariano, quindi se vuoi puoi andare a mangiare. Allora ci sto bene, diceva non è che sia vegetariano, esatto, però a me piace mangiare anche i ghiaccioli sono buoni. I ghiaccioli sono buonissimi, grazie anche a Vaia Cindy. Allora
Torno però da Patanè, perché di tutto ha parlato stasera tranne che della partita di Picerno, che hai commentato, che hai raccontato per diretta stampa. La partita di Picerno è stata una partita difficile, solo apparentemente il Catania l'ha gestita così come correttamente ha spiegato Carlo, che è il nostro davvero promemoria tecnico. Un'ora prima della partita già mi ha disegnato la partita e le squadre in campo per come sarebbero messe, e così è accaduto. Campo di Per noi è un Picerno, valore aggiunto. Assolutamente sì, altro che. Non c'è dubbio. Ma magari sfugge una circostanza che è quella numerica dei centimetri. Il campo di Picerno è un campo 2 metri più stretto del Massimino, 10 metri più lungo, con un sintetico, con una temperatura particolarmente... Misura un po' strana. Una misura stranissima. Beh, ma Angelo in misure è numero uno. No, io faccio il geometra, quindi sto sempre... Conferenze. Esatto, quelli degli anelli sei tu. Ma in un campo così difficile e complicato, quei 15 minuti a cui fa riferimento Carlo appartengono al momento in cui il Picerno si è reso conto di giocare in un campo che loro conoscono benissimo e che potevano mettere in difficoltà il Catania negli ultimi 20 minuti di partita. Era tutto studiato, perché vai a correre, dopodiché perdi il fiato perché la temperatura particolarmente bassa non ha permesso al Catania probabilmente di registrarsi negli ultimi 10-15 minuti. Lì ne ha approfittato il Picerno. 10 minuti per comprendere la difficoltà tecnica del Catania. E poi un po' mi ricollego a quello che ha detto Alessandro prima. Il calcio è una storia meravigliosa, perché tutti quanti un po' ne possiamo parlare, ne possiamo discutere, ciascuno di noi ha legittimo motivo per poter dire la sua. Però è anche vero che noi che abbiamo fatto tanti anni di Serie C, l'idea di dover giocare bene e magari non essere primi in classifica l'abbiamo ammainata da molto tempo, anche perché ormai da troppo tempo stiamo in questa categoria. Preferisco giocare e vincere 1-0 come hanno vinto quasi tutte le squadre che negli anni precedenti hanno vinto i campionati di Serie C, perché i campionati di Serie C si vincono in due modi: vincendo 1-0 e non prendendo gol. Una difesa ermetica è il primo passo per vincere un campionato. E Gol poi, del Benevento. E poi È una partita che riserva tantissime Tumminello di emozioni. testa. hai Al visto? 41esimo, 2-1 per il Benevento. Questa è una partita straordinaria, sicuramente tra le più belle che abbiamo visto fuori dallo Stadio Massimino e fuori da quello che può essere l'imprinting col Catania. Ricordiamo che noi queste due squadre le abbiamo battute in maniera E non hanno tirato in porta. non hanno tirato in porta, e proprio questo è il ragionamento che abbiamo fatto prima. Dire che il Catania non esprima un gioco spumeggiante, io reputo che il Latina o anche il Picerno ieri sulla linea teorica gioca un gioco spumeggiante, difesa altissima. Vabbè, ha un allenatore giochista come Bertotto. Perfetto, no, difesa altissima, centrocampo corto, là davanti. Tagli, sovrapposizione. Vogliamo guardare dove stanno in classifica. No, Allora, però la Salernitana, devo dire, sta denunciando qualche lacuna in difesa. Ma non è la prima volta, Angelo. Ha preso 2 gol di testa, consentendo all'attaccante avversario Mi di sa che andare in anticipo. a gennaio in difesa la Salernitana deve rivoluzionare il reparto. Tolto Golemic, per il resto hanno fatto, e il portiere, per il resto mi pare Stanno rivedendo molto comunque deficitario. Angelo, il sono gol. due società che sono stati sotto la lente di ingrandimento. Il Benevento ha risolto prima con Auteri, ma anche a Salerno non è che il nostro carissimo amico Peppe Raffaele non è che se la passi benissimo, proprio perché Salerno è una piazza che pretende che una squadra, però diciamolo pure chiaramente, confezionata nell'arco di un mese e mezzo, primeggi sempre e comunque, e anche lì ho sentito qualche buon gustaio che chiede e pretende anche il bel calcio. Ricordiamo che una squadra non si confeziona in un'unica stagione, a volte può capitare che ti giri bene la vita. Ma Comunque è stato convalidato il gol del sì, Benevento, assolutamente, 2-1, era quindi assolutamente regolare. Padanetti, devo fermare perché Mi c'è la sta bene anche pubblicità. il 2-1 però, posso dirti una cosa? Starebbe Che a me- meglio un 2-2. No, Allora, adesso a me ci sta bene fermiamo, anche ma così. qua mi sembra che ci sono delle difficoltà sempre. Angelo, dopo la pubblicità, un'altra grafica significativa che si ricollega a quello che ha appena detto Angelo Patanè. E poi facciamo la moviola. Senz'altro. Non ci siamo preparati, Abbiamo eh. anche, abbiamo anche i messaggi da Certo. leggere. Quindi
Pausa. Grafica, messaggi e poi Max. Torniamo di nuovo fra poco con voi. Bentornati a Corner, un primo passaggio lo facciamo con i messaggi da Giulia. Antonio 46. Per Bagliasindi che piacciono le statistiche, Toscano nell'anno della promozione a Cesena fece 13 vittorie con un gol di scarto, ti dicono. E quindi? Tutto torna. Adesso Aurora da Praga. La storia insegna, i campionati si vincono con la miglior difesa e noi abbiamo subito 8 gol in 16 partite. A buon intenditore, poche parole. Ciao Sara Alessia, la partita è stata bella, teniamo duro e non molliamo, forza Catania. Chi era da Praga? Perché Aurora. 3-1 del Benevento. È un autogol questo. Questo è un autogol. Ma non solo una difesa. Questa è una mazzata perché arriva a 2 minuti dalla fine del primo tempo. E arriva anche prima. Abbiamo un recupero. Un minuto fa. Aveva sfiorato il 2-2 la Salernitana. Sì. Davvero di pochissimo fuori. Il messaggio di Aurora. Tornando al ragionamento di Aurora. Ricordiamoci pure che la difesa del Catania è stata modificata, cambiata a causa anche degli infortuni che dall'inizio di questa stagione, quindi non è soltanto una difesa forte in quello che era la linea difensiva titolare di questa squadra, ma ricordiamoci manca che adesso Ierardi. stanno giocando con 2 giocatori sostanzialmente adattati. Manca Pieraccini che è il vice di Ierardi. E quindi significa che il lavoro che ha fatto quest'anno il direttore sportivo e tutta quanta la società è stato un lavoro attentissimo, mirato per l'appunto ad avere innanzitutto Fermati. La grafica e poi torniamo da Giulia. La sì, c'è un messaggio perché te lo scrive Angelo, so che c'è una grafica anche per questo. Che previsioni c'è di disponibili per la partita contro il Crotone e di conseguenza quale probabile fra un pochino. formazione? Intanto andiamo sulla seconda grafica che abbiamo preparato con la regia perché qui avete tanti spunti. Qui c'è un mal di testa per capire l'upgrade del Catania dalla scorsa stagione dopo 16 giornate a quella di quest'anno. Allora, l'anno scorso era sesto dopo 16 partite, di queste 16 partite c'è dentro anche la partita con la Turris che poi venne cancellata per l'esclusione della Turris, però noi abbiamo rispettato il calendario, abbiamo messo dentro anche Turris Catania che finì 1-1. E chiaramente il Catania ebbe un punto di penalizzazione per la storia della fideiussione, quindi sul campo l'anno scorso conquistò 25 punti in 16 partite con un bilancio di 6 vittorie, 7 pareggi, 3 sconfitte, 21 gol fatti e 15 subiti, con una distribuzione punti di 15 in casa e 10 in trasferta. In casa 4 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta con Latina. Fuori casa 10 punti con 2 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. A questo rilievo il capocannoniere era Roberto Inglese con 6 gol. Catania quest'anno ha sul campo 9 punti in più perché i 25 l'anno scorso sono diventati 34, ha 4 vittorie in più, 3 pareggi in meno e 1 sconfitta in meno, sensibilmente rialzato il numero dei gol fatti da 21 a 27, dimezzato il numero dei gol subiti da 15, più significativo. Pazzesco, da 15 a 8. In casa c'è stato un incremento esponenziale da 15 punti a 22 punti, con un saldo di 7 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte contro 4 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta l'anno scorso. Diciamo simile all'andamento in trasferta, con 12 punti rispetto ai 10 dell'anno scorso, c'è una vittoria in più, lo stesso numero di sconfitte e un pareggio in meno rispetto all'anno scorso. Allora Alessandro, c'è un messaggio che non posso in questo momento far arrivare a Giulia, ma visto che ci siamo, tutte queste statistiche scrivono che nel 69-70 Rado subì 19 gol in 38 partite. Quell'anno poi finì con la promozione in Serie A. La media al momento è quella, cioè un gol ogni 2 partite, 19 in 38, ora siamo 8 con 16, quindi siamo perfettamente vicini con quella. Completando l'analisi di quella grafica possiamo constatare come sia ovviamente aumentato anche il fatturato offensivo, perché abbiamo 2 giocatori a 6 reti, Forte e Lunetta, contro i 6 di Inglese l'anno scorso che praticamente cantava e portava la croce nel reparto d'attacco. A proposito del fatturato, Alessandro, l'ultima considerazione, sì, sul fatturato, certo.
In tutto questo dobbiamo dire che il Catania quest'anno ha risparmiato rispetto al monte ingaggi dello scorso campionato tanti milioni di euro. Cosa è cambiato tra quell'anno precedente, nell'arco di un anno solare, non un anno calcistico? Sono cambiate alcune regole di ingaggio all'interno della società. È arrivato un amministratore delegato che ovviamente generale, che doveva fare quadrare i conti e che doveva dare un imprinting completamente diverso con i giocatori, con i procuratori e con la rosa. Tutto questo ha comportato anche una visione molto più attenta delle spese e una visione molto più attenta degli uomini. Non basta essere un buon atleta per essere oggi un giocatore del Catania. Questo messaggio ai naviganti per chi a volte pensa che a gennaio potrebbero arrivare soltanto dei nomi. Il Catania non vuole solo il nome, vuole l'uomo principalmente e i gesti della squadra con la maglia di Cicerelli, col videomessaggio, Angelo, che questa era una cosa inedita. Allegretto ce l'ha È svelata arrivata in nel esclusiva dopopartita. all'inizio sulla nostra domanda, prima con Toscano e poi con Allegretto. Io devo ringraziare l'ufficio stampa del Catania Calcio, Pippo Sapienza, che ieri mi ha ventilato dopo essere stato svelato questo segreto, quello che era stato l'apporto, non il contenuto. Ho chiesto ovviamente di avere il contenuto ma non me l'ha correttamente dato. Mi ha detto che è arrivata a sorpresa questo videomessaggio che prima di andare in campo nella riunione tecnica si è stato fatto vedere, perché i ragazzi, gli infortunati di questa squadra volevano augurare, a modo loro ovviamente, un in bocca al lupo ai compagni di squadra che erano in campo, Aloi, Gherardi e Cicerelli, chiedendo di vincere anche per loro. E questo sentimento che unisce questo gruppo e questi ragazzi, io storie del genere francamente non me ne ricordo in tanti anni che seguo il calcio, che i compagni di squadra infortunati incoraggino quelli che vanno in campo, che gli mandino i videomessaggi, che la squadra davvero, e non è soltanto Max, chissà quante volte nelle partite che aveva arbitrato, e tu anche Carlo, dallo spogliatoio, da giocatore Serie A ma anche da allenatore, sono situazioni assolutamente inedite. È bello conoscerle, è bello farle sapere, ma per comprendere come anche nella campagna di gennaio la ricerca verrà mirata a cercare dei giocatori che abbiano però determinate caratteristiche. Padane, siamo arrivati alla pubblicità. Il clima spogliatoio. Pensa. Volevo solo chiudere quell'analisi e rilevare una differenza importantissima. L'anno scorso allo stesso numero di partite il Catania era in totale emergenza infortuni come in qualche modo quest'anno. La differenza è, per esempio, infortuni di Tacchio, di Sturaro, di Lunetta, di Guglielmotti. 11, 9, 12, Bravo. erano i numeri. La differenza è che quel gruppo fece fatica ad assorbire queste negatività. Questo gruppo sembra che si stia fortificando nelle difficoltà. Questa è la sottile ma profonda differenza che colgo Che fa il paio. con quello che Notata dicevi anche tu sugli uomini. Un altro dato, come ci sottolineano anche da casa i telespettatori, gli 8 gol del Catania, degli 8 gol, 4 sono sì, stati a subiti Cosenza. Tutti. soltanto in una sola. E 12 volte su 16 Dini è chiuso con la porta inviolata. Bene, allora ci fermiamo. Facendo gli scongiuri, Dini adesso però. Abbiamo Attenzione, parlato ci di numeri, fermiamo, li dopo la diamo. pubblicità, la Moviola, prepariamo i 3 casi, stasera sono 3 i casi che analizzeremo con Max Velotto, fra pochissimo. Allora, come promesso, adesso è il momento della Moviola e cominciamo subito con il primo dei 3 casi che abbiamo selezionato oggi per l'analisi di Max Velotto. Max, cominciamo dall'FVS del Piceno. Sì, diciamo che abbiamo fatto un po' fatica oggi a tirare fuori qualche episodio, l'abbiamo proprio scintillinato proprio per dare un senso alla Moviola È stato stasera. complicato, devo dire. Sì, sì, abbastanza. Diciamo che abbiamo selezionato questo primo episodio che è un body check, secondo me, regolare di Celli ai danni di Gibril. Secondo me
non c'è nulla, l'arbitro secondo me fa un'ottima revisione perché è un semplice contatto di gioco che rientra nella normalità di tutti i contatti, due giocatori che si scontrano ognuno con la propria inerzia e cade per terra il giocatore, ma non c'è assolutissimamente nulla. Max, domanda però da 1000 punti, sarebbe stato rosso eventualmente? Non lo so. Io ho qualche dubbio. Siamo al limite, siamo al limite. Siamo al limite del doxo perché ricordiamo che i 4 parametri sono il possesso del pallone che c'è, la direzione verso la porta, il numero dei calciatori. Non è molto verso la... in ogni caso, una chiamata cervellotica. Sì, questa qua poteva rientrare anche, poteva essere anche sostenibile un doxo. Allora, noi abbiamo cercato di fare vedere tutte anche le angolazioni a nostra disposizione. In realtà il giocatore del Picerno arriva un po' prima rispetto a Celli, infatti gioca al pallone, però il contatto avviene è più col busto, esatto, spalla a spalla, insomma non è un... Sì, no, ma è un contatto, io ho detto, secondo me, l'ho detto subito, è un body check secondo me regolare, non è lo puoi guardare anche col microscopio, non c'è un braccio che si allarga una spinta netta, non c'è un braccio che tende ad allargarsi, oppure esperienza, si va ad esperienza. Questo è chiamato un body check di disturbo. Ricordatevi che... Eccolo qui, questo è il momento in cui c'è l'anticipo del giocatore del Picerno, poi però... Ricordatevi che stiamo parlando di un giocatore che fino a novembre dell'anno scorso, Celli, era fuori rosa e che è diventato titolare inamovibile, quindi... Perché gioca in una posizione forse più congeniale a lui? Sì. Ritornando al discorso che diceva Angelo, se vogliamo fare un'analisi attenta dell'episodio per il discorso del doxo, l'unica diciamo dubbio che poteva essere che il pallone assume una direzione contraria rispetto a quella del giocatore, quindi il giocatore non è dritto per dritto verso il pallone, quindi non è un atterramento che diciamo in linea con l'andamento del pallone, invece è un atterramento laterale con il pallone che va dall'altra parte. Allora, lettura perfetta. Prossimo episodio, ci soffermiamo sull'ammonizione a Lunetta. Sì. Vediamo. Allora facciamo una premessa, ricordiamo che questa ammonizione porta in diffida Lunetta, sinceramente io questa ammonizione, l'ho detto subito, era un po' un cartellino che bolliva nella tasca del direttore di gara, perché fino a quel momento non aveva fatto nemmeno un'ammonizione e sinceramente io questa qua la vedo abbastanza eccessiva. Perché non la ritengo un'azione di ripartenza? Perché se voi notate l'atteggiamento del giocatore, guarda Lunetta e lo aspetta quasi ad aspettarsi per farsi tamponare, bravissimo, è come quando si guida la macchina e rallentiamo aspettando che quello ci viene addosso. Il fatto che lo faccia da dietro non significa che non sia fallo, è fallo, ma secondo me non è riconducibile a un placcaggio, ad un interrompere un'importante azione di gioco, una SPA, una famosa stopping promise attacking, quindi secondo me questa qua è una ammonizione eccessiva per il tono di gara, per tipologia di azione, siamo sulla tre quarti, non è un'azione di ripartenza veloce, non è un pallone, non è un giocatore velocissimo che riparte, anche perché c'è tutti i giocatori schierati del Catania. Ci sono 6 giocatori al Picerno, 7 all'interno della rigore. Appunto, quindi non c'è questa, diciamo, non si evidenziano tutti i connotati, perché non si può ricondurre l'ammonizione ad un fallo imprudente, l'unica motivazione è quella di un fallo tra virgolette tattico, ma secondo me di tattico ci aveva poco. Adesso il prossimo episodio vorrei che lo guardaste tutti attentamente, perché l'ammonizione per Di Tacchio, che va dunque in squalifica e quindi non giocherà la prossima partita, è un'ammonizione pesantissima, però c'è un però secondo me. Poi vediamo un attimo cosa dice Max e osserviamo. Allora, la mia opinione è che Di Tacchio è in largo anticipo sul giocatore avversario e che probabilmente poco poteva fare Di Tacchio per togliersi, forse il giocatore avversario poteva evitare. È la vigoria... Però adesso facciamo vedere l'analisi, diciamo, a Max di questa allora ammonizione. noi abbiamo selezionato questa frase non tanto per discutere un'ammonizione che secondo me è logica ed è corretta, quello che volevo far notare ai telespettatori, sempre per dare coerenza a quello che noi diciamo e per dare anche un piccolo passaggio regolamentare, è che, come ho sempre sostenuto, chi arriva prima sulla palla vince, però bisogna ricordare ai telespettatori che sulla palla bisogna arrivarci sempre in maniera regolare. In questo caso qua l'intervento da dietro di
di Tacchio è effettuato con una certa veemenza, quindi si può configurare l'imprudenza nell'intervento, quindi nonostante sia arrivato sul pallone prima del giocatore del Picerno, l'intervento è da catalogarsi come imprudente, quindi secondo me è corretta l'ammonizione. Se notate, poi Di Tacchio rimprovera un compagno perché l'azione del Picerno nasce da un errore in fase offensiva del Catania nella gestione del pallone che genera questa azione che poi costringe Di Tacchio al fallo, quindi Di Tacchio si rammarica perché capisce il peso di questa ammonizione, ma che era un'azione evitabile rispetto a quella che era lo sviluppo. Ma su Roma-Napoli non c'è un fallo del genere per cui tutto sommato poi vanno a convalidare il gol del Napoli proprio perché allora ti spiego la conseguenza. Allora, innanzitutto l'intervento del giocatore del Napoli è laterale, non è da dietro. L'intervento è sul pallone, secondo me è pulito. Anche qui. Dopo sì, però questo qua è da dietro con un salto proprio ad entrare da dietro all'avversario, quindi mettendo a rischio l'integrità fisica dell'avversario, quindi in maniera imprudente. L'intervento del giocatore del Napoli è un intervento laterale che anticipa il pallone e poi logicamente non si può smaterializzare, il contatto è inevitabile ma non è punibile secondo me. Allora, Di Tacchio va a spegnere una transizione positiva, era i 10 minuti famosi del finale di partita, 88esimo credo. 88esimo, scusami, 88esimo. Quindi il Catania era un attimino in sofferenza in quei minuti e Di Tacchio spende bene secondo me l'ammonizione perché fa fallo, stavano andando in parecchi, anche perché era la corsia prediletta del Picerno, avevano attaccato in quei 15-20 minuti quasi sempre affondando da sinistra o comunque chiamando la palla da destra al cambio campo a sinistra, era probabilmente la migliore delle ammonizioni spese. La spesa per i 3 punti. Sì. Comunque per concludere vorrei dire che il discorso di avere in campo comunque un arbitro di una certa esperienza come stasera Madonia sta arbitrando Salernitana. Madonia ricordiamo è un 6º anno in deroga, quindi un arbitro di altissima esperienza per la categoria, così come lo è stato ieri Pezzopane sabato nella gara di Picerno, perché ha dimostrato nella sua tranquillità, nella sua gestione quell'esperienza che manca a quegli arbitri che abbiamo visto di recente di scena durante le gare del Catania, che hanno mostrato e fatto venire a galla tutti i propri limiti dovuti all'inesperienza. Allora, chiudiamo qui la parentesi Moviola. Dobbiamo fare un punto infortuni. Questo è un punto importante, Alessandro, perché tantissimi nostri telespettatori ci chiedono qual è la situazione. Se il punto infortuni lo discutiamo sul Crotone? Sul Crotone. Va bene. Perché secondo me sono due cose strettamente collegate. Ma ci stiamo arrivando al Crotone. Invece ci guardiamo un attimo queste facciamo pagelle, dai. E poi abbiamo un quarto d'ora. Ma secondo te chi è il migliore? E tiro che forte, ho la tentazione che sia stato tra i migliori insieme a Jimenez. Poi hai sbagliato. Sei lontano. Per me Jimenez è stato il migliore in campo ieri. Per te? Allegretto. Attenzione, adesso lo sveliamo. Andiamo da Giulia. Francesco Di Tacchio con voto 7. Vince facile. Alessandro va sul sicuro, lui ha il suo tesoro. Però attenzione, tutti quelli che avete citato voi hanno lo stesso voto di Di Tacchio, quindi non vi siete allontanati dalla valutazione. Cioè lui va sul sicuro, hai capito? È come però Di Tacchio è stato praticamente ieri un giocatore che ha lui preso tutto praticamente. Corbari. Chi è il più bravo a guidare l'arca? Tutti noi, e lui mette non dimentichiamoci comunque l'aspetto anagrafico di Di Tacchio, non dimentichiamolo mai, perché è un atleta di 35 anni che fa delle prestazioni in campo da ragazzo di 23, 24, 25 con una forza che fa? È spiato la pagella? Guarda che cosa ho scritto. No, vediamo cosa ha scritto. Esatto. L'ho fatto in buona fede ma senza averla mai vista. Guarda, senti Giulia. Vanta 400 presenze tra i professionisti, ma affronta ogni gara come quella di Picerno, con l'elettricità di un debuttante. Non fa gol, non dispensa assist, è vero, ma il lavoro in fase di interdizione e nel recupero palla è uno dei fattori più determinanti per l'inviolabilità del castello difensivo. Come un allenatore in campo, la munizione subita sui titoli di coda è una sciagura. Quanto sarebbe servita la sua personalità contro il Crotone?
Adesso non vi distraete, adesso vediamo le pagelle. Mi Adesso riferivo a vediamo le Patanea e pagelle. Bagliasindi. Esatto, in porta Dini con voto 6, linea difensiva 3, Allegretto 7, Di Gennaro 7, Celli 6,5, a centrocampo Casasola 6, Corbari 6,5, Di Tacchio 7, Donnarumma 6,5, al suo posto è entrato Quaini con voto 6. Sulla tre quarti Jimenez 7, sostituito da Stoppa senza voto, Lunetta 6,5 e al suo posto D'Ausilio con voto 6. In attacco Forte 7, poi è entrato Caturano con voto 6. L'allenatore toscano invece prende un 6,5. Allora, Patanè. Belle queste cose. Dicevo ad Alessandro che un po' riprendendo quello che era stato il ragionamento iniziale tuo, che avere Toscano in panchina significa avere anche un osservatore di giocatori, e Di Tacchio è uno che è stato chiesto esplicitamente da Toscano. Vincere i campionati non si vincono per caso, Alessandro, non si vincono neppure con l'inesperienza. Avere vinto 5 campionati in così breve periodo di tempo avrà un perché, e questo a risposta generale anche di qualche critica larvata che continuo a sentire ancora a tutt'oggi. Toscano è un allenatore che conosce i suoi uomini. Di Tacchio, 35 anni. Stiamo vedendo delle riprese di Tacchio durante il riscaldamento. Allora, Gagliano, lo hai mai toccato Di Tacchio? È durissimo. Esatto. Si vede in Max campo. Velotto l'ha toccato perché l'anno scorso stavano Di Tacchio, Bagliasindi pure lo abbraccia tutte le volte, lui invece Carlo sta sempre con quella plomb inglese, sta con me ma lo osserva con molta attenzione. Allora, mettere una mano addosso al bicipite, tricipite, al petto di Tacchio, alla corporatura che ha, è qualche cosa, cioè non solo era stato, ma è davvero un insieme totale di muscoli. Un giocatore che non schiodi, sarà anche per una sorta di baricentro leggermente più basso. La mia sensazione è vederlo in campo e che non lo riesci a schiodare, non lo butti a terra, sta lì in piedi. Quanti ultra trentenni abbiamo visto negli ultimi anni venire a svernare a Catania, esatto, con una condizione fisica che neanche si avvicina lontanamente a quella di Tacchio, che significa che questo è un professionista che si gestisce in maniera esemplare. Tacchio è uno che arriva prima di tutti agli allenamenti e va via per ultimo. Capito? Ho detto la mattina la convocazione agli allenamenti alle 8:30 per le 9:30, lui alle 8:10 è già allo stadio. Questa è la storia Attenzione. di un giocatore. Attenzione. 4-1 del Benevento. Ragazzi, ancora Tumminello, e mi sa che Raffaele comincia a vedere le streghe. Vediamo se mi sbaglio. Perché è pesante, questo risultato è pesante veramente. E chissà che non vada Guido Pagliuca alla Salernitana. Vediamo se mi sbaglio. Aspettiamo allora, vediamo cosa succede. Certo che farebbe. Guarda, se dovesse accadere una cosa del genere ci troveremmo di fronte alle 2 concorrenti dirette del Catania costrette a cambiare allenatore proprio per inseguire il Catania, e in una condizione, Alessandro, che ecco, tu stanotte anziché andare con Tizianella mettiti a fare un po' queste statistiche, cioè è così ma non gli strana, puoi dare i compiti per casa, è così strana, perché è difficile che siano stati esonerati allenatori quando le squadre sono seconde, prime in classifica. Il distacco del Catania, il Benevento e la Salernitana è così flebile che nel caso del Benevento credo che non siano questioni di carattere tecnico. D'accordo. Qui lo diventerebbe per la Salernitana. Ma intanto mi sembra che sia davvero un inedito nelle statistiche ritenere che quando siamo arrivati alla 16ª giornata di campionato e le prime 3 squadre sono appaiate a distanza di 1/2-3 punti, no, già i 2 allenatori che inseguono il Catania, uno è stato fatto fuori, uno lo rischia seriamente. Sì, vuol dire che tutti stiamo vedendo la classifica, guarda, in questo momento la classifica dice che Catania a 34, il Benevento a 32 e la Salernitana a 31. Io dico Pagliuca per Raffaele nei prossimi giorni. Insomma, questa è la tua previsione. Allora, visto che sarebbe una sconfitta un po' di Faggiano, di tutto quell'asset che ha voluto Raffaele, che ha portato con sé un giocatore come Roberto Inglese che ha floppato, al momento ha floppato. Certo, direbbero lo stesso un po' del Catania guardando quello che sta succedendo invece altrove, dove un Cosimo Chiricò continua a far gol, continua a far assist e continua a giocare in maniera adolescenziale. In doppia cifra.
È già in doppia cifra. È già in doppia cifra. Significa che a volte le latitudini del calcio cambiano gli umori e le prestazioni. Bisogna vedere dove anche i giocano i rendimenti, giocatori, anche questo è importante. Bisogna vedere dove collochi il giocatore in campo. Adesso non voglio fare polemiche. Possiamo tornare un attimo No, alle possiamo pagelle? andare in pubblicità se non vi seccate. No, ma sulle pagelle sulle una cosa, pagelle, cosa solo vuoi una dire cosa, sulle solo pagelle, una cosa. dai? Se ce la fa rivedere la regia, il campetto delle pagelle, perché secondo me merita un elogio particolare Andrea Allegretto, perché è un giocatore che ha avuto un periodo, insomma, difficile, non era mai considerato, si è fatto trovare pronto, giocando anche in un ruolo non esattamente suo. Ragazzo simpaticissimo. Ragazzo per bene, certo, 2 metri di persona, ma anche un buon giocatore, perché Altro che. ragazzi, questo 2 anni fa era tra i difensori centrali più richiesti della Serie C. Non penso che possa avere disimparato a giocare. Assolutamente. Ieri sabato ha fatto una partita di alto livello, Infatti, e quindi mi piace sottolinearlo. bravo, ma anche perché è una persona di una disponibilità, anche di una semplicità carismatica, perché a volte per essere carismatici non devi essere per forza, devi fare il solone. Dobbiamo andare in pubblicità, fare il solone Padane. non ci vuole granché. Fermiamoci qui Lui un è attimo. carismatico nella BC Padane, delle cose che ti dice. siamo già in ritardo di 4 minuti. Ci fermiamo a dopo e poi cominceremo Mi ad tarpi le ali, addentrarci mi tarpi le ali. sul prossimo match. Partirei con qualche messaggio da casa però. A dopo. Passiamo subito dalla nostra Giulia per i messaggi. Scrivono salva a tutti da un rivale occidentale. Quest'anno acchianiamo tutto lui. Io senza di te, che preu c'è, in bocca al lupo, forza Sicilia da Massimo da Palermo. Che meraviglia. Volevo segnalare che se vinci il Benevento è meglio, in quanto la prossima partita del Benevento verrà giocata contro la Cavese e non sarà una partita facile, scrive Nicola. Certo. Chi ci segue anche da Palermo, Sì, questa è una bella cosa. La rivalità calcistica rimane sicuramente una delle cose più belle, la rivalità, che è fatta di altre cose, che è fatta di campanili, però poi la sportività che deve star dietro la rivalità è una cosa che mi fa piacere ascoltare e ovviamente ricambiare a nome di tutti quanti a chi ci segue da Palermo. Guardate che sono in tanti. Sono in tanti. Grazie. Non per noi, Giulia, sicuramente per te, però sono in Per tanti. tutti, dai. Va bene, Continuo. allora Giulia, altri messaggi. C'è una domanda. Per il dottor Bagliasini, è vero che a Picerno era presente il direttore sportivo della Stabia? Visionava Jimenez per un eventuale scambio con Leone, per caso? Una curiosità. Allora, sul Leone, che è un nome molto gettonato, non ho riscontri, nel senso che indubbiamente un giocatore che piace, ma non mi pare che ci siano le precondizioni per una cessione a gennaio da parte della Juve Stabia, che peraltro è in una zona interessante di classifica, quindi dei nomi di centrocampisti che il Catania ha monitorato e selezionato per poi eventualmente affondare il colpo, ce n'è 4, ma non Leone. Questi 4 giocatori, 2 militano in Serie B e 2 militano in Serie C. Questo ve lo posso dire perché mi risulta che i 4 centrocampisti che il Catania ha valutato sono 2 di Serie B e 2 di Serie C. La differenza fra l'anno scorso... Ma non Leone. Poi chiaramente se Jimenez non trova l'accordo col Catania e che magari Lovisa possa essere interessato a prendere Jimenez a gennaio e aprire una trattativa per questo oggi non è attualità. Poi le dinamiche del mercato possono essere le più svariate. Possiamo aggiungere una cosa, che il Catania è diventato una piazza appetibile per i giocatori di categoria superiore. Prima bisognava convincere alcuni giocatori a venire a Catania e per venire a Catania ovviamente alzavano l'asticella degli ingaggi. Adesso ci sono giocatori che sarebbero felici di venire a Catania, anzi verrebbero accompagnati così anche a piedi,
e magari sugli ingaggi conoscono già le nuove regole del Catania, che non sono quelle dell'anno scorso e che ovviamente mettono fuori gioco tutta una serie di soggetti che sono estranei al giocatore in sé per sé, che rappresentano le procure, i procuratori, tutta una sorta di entourage che oggi come oggi sa perfettamente che se si confronta con il Catania le condizioni non sono quelle di qualche anno addietro, che hanno portato il Catania a dover sborsare tanti milioni di euro con risultati che ovviamente sono stati sotto gli occhi di tutti, per primi ovviamente quelli di Grella, per primi quelli di Pelligra, e che oggi non saranno più così. Quindi chi viene a Catania deve avere 3 condizioni: l'uomo, ovviamente tecnicamente deve essere un giocatore all'altezza di poter gestire un campionato di vertice, e poi devi rinunciare a tutta una serie di royalty che molti procuratori richiedono o richiedevano al Catania, in quanto era la società dello zio d'America, no? Che potrebbero essere inserite in caso di promozione. Scusate, c'è un messaggio e vorrei rispondere in presa diretta. Mi chiedono, per completare la panoramica sul mercato, è possibile che arrivi un sostituto di Cicerelli? Sì, perché l'assenza di Cicerelli purtroppo sarà lunga, si parla di circa 4 mesi. Alessandro, possiamo dire che Cicerelli, se il campionato del Catania finisce alla regular season, viene con noi a farsi la passeggiata per essere insieme alla squadra. E proprio per questo il Catania si è già mosso con decisione su un giocatore con le stesse caratteristiche di Cicerelli, e sicuramente è l'obiettivo numero 1 per quella zona del campo, perché proprio ha tante similitudini con le caratteristiche tecniche. 5-1, mi pare che qua Raffaele oggi rischi davvero. Tripletta. Max, che vive a Salerno, ci diceva durante la pubblicità che a Salerno c'è una situazione che Catania è una passeggiata di salute rispetto a Salerno. A volte noi ci confrontiamo con... La cosa preoccupante, Angelo, è che questa partita secondo me sta assumendo dei connotati molto molto preoccupanti. Umilianti. Sia infatti, al di là dell'umiliante, ma proprio dei connotati sia in fatto proprio di risultato, delle conseguenze che ci possono essere nell'ambiente, sull'allenatore, sul gruppo, sulla piazza, sui tifosi. Cioè questo è il risultato che sai, finché perdi 1-0 giocandoti la partita, ma quando poi la partita diventa una capitolazione, il risultato... Basta guardare la faccia. Dopo aver già perso male a Catania, ricordiamoci che nei confronti diretti la Salernitana a Catania ha fatto malissimo. Certo. E questa fa il paio, quindi delle valutazioni più ampie secondo me. Però stasera questo risultato, dai, 5-1. Hai visto che faccia ha fatto inglese quando è entrato in campo a mezz'ora fine della partita? Ha guardato per dire: e che vuoi che ti risolva adesso? Un'ultima cosa, Sì. a proposito del mercato, arriverà anche un difensore centrale che milita nel girone C di Serie C. Quindi diciamo di una rivale del Catania, una squadra che gioca nello stesso girone del Catania. Allora, va bene, facciamo così. Angelo, ma tutte queste notizie che poi tu dai, che poi domani vengono rimbalzate un po' dappertutto, ma Non almeno... ho dato nessuna notizia perché non ho fatto nessun nome. No, però già la notizia è un indizio. Hai diffuso delle e indicazioni. in tanti ora diranno: ditelo che l'ha detto Alessandro, l'ha detto a Corno. Ma non ho dato nessuna notizia. Vabbè. E se le do sbagliate. Perché sei una Bene, affraffina, allora, perché sei una Giulia, affraffina. l'ultimo messaggio senza domanda, ti prego, se puoi. Messaggio. Ok, volevo fare notare che per chiudere il risultato il Catania deve avere padronanza a centrocampo, cosa che adesso invece manca. Poi un ultimo messaggio e poi ti restituisco la linea. Padronanza a centrocampo che manca. Cioè abbiamo c'è Di Tacchio, c'è stato, ma dico, Anche Corbari è stato... il bello del calcio è che giustamente ciascuno di noi Si possono avere la vede anche così. delle opinioni Però noi diverse. dimentichiamo, a volte, io l'ho detto anche l'altro giorno quando Però eravamo in giusto, diretta, d'accordo, che a volte non è sempre il solito demerito dei giocatori del Catania, a volte bisogna dare anche dei meriti agli altri giocatori, agli avversari, perché a volte che non è che noi ci affrontiamo giocatori o squadre di un certo livello, però sono quelle squadre che ti creano difficoltà, ti chiudono gli spazi, magari non fanno una gran tecnica, giusto Carlo? Correggimi se... Però ti tamponano in maniera tale da non permetterti... anche perché ieri L'esempio opposto più calzante è l'esempio del Cosenza di Boucher.
Boucher è un ottimo allenatore, fa giocare veramente bene le squadre, ma per vincere non basta solo quello. Guarda la classifica. Serve altro per vincere. Per vincere serve altro. Il Toscano sa come si vince, lo abbiamo detto in tempi non sospetti. Facciamo pubblicità, Giulia, torno da te, ti assicuro alla E poi a rientro. tutto Crotone. E poi a tutto Crotone. A dopo. Il campetto. Allora, prima di Crotone, prima di pensare al Crotone, un solo messaggio, Giulia. E io non posso che leggere questo messaggio da una nostra piccola tifosa di 7 anni, si chiama Vittoria Tosto e scrive che finalmente il Catania è all'altezza appunto del Catania, quindi forza Catania. Vittoria ha le idee chiare, giovanissima, Esatto. ma è chiarissima. Poi ha un nome che già tutto il bellissimo. programma, Indica tutto. Vittoria. Da dove partiamo? Con gli indisponibili per il Partiamo Catania? dagli disponibili per farci un'idea di cosa aspetta il Catania venerdì in questo anticipo che mette in palio punti importantissimi contro un avversario veramente forte che secondo me è rimasto un po' indietro perché ha avuto delle stecche in casa non preventivate, ma è una squadra soprattutto in attacco veramente forte. Allora, Ierardi, Pieraccini, Raimo, Marti, Cialoi, Di Tacchio, Chilafi, Cicerelli, ci mettiamo anche Donnarumma perché il da valutare è di una indicazione di ieri sera, ma oggi possiamo dire che le possibilità che Donnarumma sia disponibile per Verdi sono molto molto basse. Tantomeno non lo rischiano, questo è sicuro. In più, rispetto alla gara di Picerno, tornerà tra i convocati Alessandro Raimo, che è in anticipo rispetto alla tabella del rientro, avevamo preventivato per potenza, ma ha già fatto lavori in gruppo la scorsa settimana, prima di Picerno, e quindi torna tra i convocati a un minutaggio di circa mezz'ora che potrebbe tornare utile sicuramente nel corso della gara. Alessandro, alla luce di questi argomenti che riguardano le cartelle cliniche dei giocatori, Carlo, posso chiederti una cosa? Se torniamo al campetto, io ringrazio come al solito la nostra regia perché segue a braccio un po' quella che è la nostra trasmissione. Visto che ci sono tutte queste defezioni e il Catania, secondo me, non, dico è la mia idea, ma correggimi se sbaglio, non cambierà sistema di gioco nell'ottica delle defezioni, che è un sistema che Toscano ormai ha battezzato, ha coniato, quello che ha impresso alla squadra. Ma allora quali soluzioni troveremmo o possiamo trovare? Faccio un'aggiunta a questa introduzione. Affronteremo una squadra che ha lo stesso sistema di gioco del Picerno, 4-2-3-1. quindi 4-2-3-1, e del Siracusa, l'altra partita che hai citato tu prima. Quindi diciamo che da un punto di vista tattico il Catania ha già codificate le posizioni e diciamo, le mosse per allora cercare di fare... La differenza del Picerno che si segnano. Sì, No, chiaramente parliamo di uno È una spessore squadra che tecnico si alza completamente tanto diverso. il livello dell'avversario. Considerando che il Catania ha questa diga ormai in mezzo al campo, mancando Di Tacchio il sostituto naturale è Quaini, quindi Quaini e Corbari assicurano pure loro una diga importante in mezzo al campo e non credo che Toscano ne faccia a meno. Secondo me per sostituire Donnarumma potrebbe giocare Lunetta dal lato di Donnarumma e quindi fare l'esterno a tutta fascia insieme a Casasola spostato a destra, e nel ruolo di tre quarti, oltre a Jimenez che secondo me verrà riconfermato, si giocheranno un posto d'ausilio Stoppa e Rolfini, dietro credo Forte, dietro confermati Allegretto, Di Gennaro e Celli. Potrebbe essere questa la scelta di Toscano. Posso abbozzare un'ipotesi B che chiaramente mi aspetto poco nella misura in cui Toscano, come dicevi tu, chiaramente ha il suo credo e lo difende anche in queste circostanze. Posso tornare sul campetto, la mia la tua formazione, idea, la tua piano formazione. B, diciamo, piano B. E tu sei bravo sui piani B. Vabbè. Difesa a 4, Casasola e Celli sulle corsie, Di Gennaro e Allegretto in mezzo, 4 centrocampisti con D'Ausilio a destra, l'ha già fatto quando giocava a Cerignola, Lunetta a sinistra, Corbari, Quaini in mezzo,
Caleb Jimenez sottoforte, quindi un 4-4-1-1 che può diventare tranquillamente un 4-2-3-1 a seconda della posizione di D'Ausilio e di Lunetta. È quello che praticamente Carlo, correggimi se sbaglio, ha fatto il Catania nella fase di non possesso. Sì, se non possesso sicuramente il Catania si metterà a 4 con Casasola, Allegretto, Di Gennaro e Celli, con credo Lunetta che prenderà il posto proprio di Donnarumma alto sulla sinistra. Sulla destra si dovrebbe spostare Jimenez, così come ha fatto nella partita di domenica, ma quella soluzione ci potrebbe anche stare. Un po' rischioso. In mezzo, secondo me, non rinuncerà alla diga che gli garantiscono Quaini e Corbari. Bisogna vedere l'altro sottopunta, se sarà D'Ausilio, se sarà Rolfini o sarà Stoppa. Secondo me l'unico dubbio sarà uno tra questi tre giocatori. Sai perché ho fatto questa considerazione? Per le caratteristiche degli esterni di attacco del Crotone, perché abbiamo Zunno a destra, Maggio a sinistra. Allora vediamo il Crotone, possiamo vedere vediamo la scherma del Crotone, così coniughiamo questo ragionamento. Sta finendo la puntata. Già finita, mancano 3 minuti. Se possiamo vedere la schermata del prossimo avversario, così anche analizziamo qual è stato l'ultimo schieramento del Crotone, che ha 24 punti, frutto di 7 vittorie, 3 pareggi, 6 sconfitte, 23 gol fatti, 14 subiti. Miglior marcatore Guido Gomez 10, 4 Zunno, 3 Maggio e Murano. Nell'ultima gara vinta in casa col Giuliano ha giocato 4-2-3-1 con Merelli in porta, Carneglutti, Di Pasquale e Groppelli sulla linea difensiva. Si è infortunato Berra, se non dovesse recuperare giocherà Leo. Vinicius e Gallo in mezzo al campo con Calvano primo cambio. Zunno, Gomez e Maggio sulla linea trequartisti, con Murano comunque scambiano la posizione Murano e Gomez, quindi anche lì pochi riferimenti. Subentrati Ale, per la partita di venerdì è quello dell'inserimento al primo minuto di Sandri lì in mezzo al campo. È un giocatore che ha caratteristiche completamente diverse rispetto a Gallo. È più compassato, giocatore più compassato, ha fatto un figurone nella partita precedente. Fedelissimo di Longo a Picerno Gallo, è un giocatore. Potrebbe essere Sandri invece fiducia un giocatore che può spezzare il ritmo a centrocampo, un giocatore che gioca più di prima, ha più visione, verticalizza un po' di più. Tornando al mio ragionamento, i due esterni di attacco, quindi velocissimi. La mia preoccupazione è che dal lato di Allegretto, ma non per demerito di Allegretto, ma per stazza, se giocasse con la difesa a 3 sulle uscite dal lato di Maggio potrebbe avere qualche problema, secondo me. Maggio lo andrebbe a prendere Casasola in quel caso. Però dico, se Allegretto si occuperebbe di Gomez e Di Gennaro si occupa di Murano. Concelli che si occupa dell'altro di Zunno. Queste sono le contromisure che stiamo. Il Catania gioca sui riferimenti e giocherebbe così. Secondo me invece il ruolo di seconda punta, se sposterà Lunetta, perché il Catania nelle ultime partite ha giocato molto su Lunetta, trova sfogo sulla profondità, mette la palla lunga per Lunetta che ci arriva sempre. E allora se dovesse spostare Lunetta al posto di Donnarumma, un altro attaccante che può avere le stesse caratteristiche è Rolfini. Quindi ci potrebbe essere la sorpresa di Rolfini vicino Forte, o addirittura Caturano. Giocare con Caturano e Forte, chissà. Un dato che volevo sottolineare, le difficoltà che ha incontrato il Crotone quest'anno, molto spesso ha preso gol da calcio d'angolo. È un fattore su cui Longo si è spesso lamentato, perché evidentemente ancora non hanno trovato hanno rischiato la quadra precedente che avevamo ancora non hanno trovato la quadra. E poi che è molto altalenante, sì, non è riuscita ad avere la continuità di rendimento, nonostante un organico veramente di primissimo livello. E poi nella zona morta, alle spalle di Vinicius, due centrali molto forti, molto prestanti da un punto di vista fisico, ma non velocissimi nell'1 contro 1. E anche quindi qui Alessandro, scusami, facciamo pure l'esempio di un allenatore bravo, perché Longo fa giocare bene la squadra, ma per vincere serve altro. Allora, io volevo coinvolgere un attimo Max sull'eventuale designazione. Che arbitro possiamo immaginare per questa partita?
Ma guarda, io mi affiderei all'esperienza, perché è l'unico dato oggettivo sul quale non si può avere, diciamo, ombra di recriminazioni, perché io ti mando un arbitro esperto, ti mando un arbitro che ha esperienza in categoria e quindi si mette al riparo. Credo che non sia una partita da esperimento, credo. E difatti 2 ne ha fatti già il disegnatore nelle precedenti Non ne ha partite. fatti 3, uno l'ha indovinato, 2 l'ha sbagliati completamente. Picardi, Frasinac e Zago. Due, Picardi, Frasinac e Striamo. Striamo Striamo è andato bene. Potrebbe Però essere... domenica è una partita un po' particolare, l'ambiente è caldo, e venerdì l'ambiente è caldo, la partita è di livello e c'è bisogno di un arbitro di esperienza. Potrebbe essere che non Mastro Domenico di Matera? Allora, Mastro Domenico di Matera, come ho detto anche sabato in diretta, è un arbitro che viene da qualche polemica dopo Giuliano Casarano. Al di là dell'episodio del calcio di rigore non concesso e quant'altro, c'è una polemica al lato di questa gara. Al termine della gara sembrerebbe che Mastro Domenico abbia espresso delle frasi che abbiano leso l'immagine della società del Giuliano, perché non si trovavano più le chiavi dello spogliatoio, e sembrerebbe che abbia utilizzato dei termini che è tutto al vaglio della procura se la denuncia è stata presentata. Vabbè, insomma, Però vedremo. era quarto uomo a Picerno per Picerno Catania. Sì, però finché non c'è un passo ufficiale... Due messaggi, Giulia, per chiudere, così andiamo in chiusura. Ok, parto da questo. Vorrei che dedicaste qualche riflessione su Caturano. Mi sembra al momento che sia... la prossima puntata. Esatto, La mi prossima sembra che al puntata lo momento facciamo. sia molto Facciamo un libro su Caturano. in difficoltà. Bene. Parole e musica di Angelo Patanello. Poi da Francesco, la Salernitana è andata male negli scontri diretti perché ha un'organizzazione inferiore alle concorrenti e meno squadra rispetto a Catania e Benevento. Si trova in alto in classifica grazie solo ai tanti aiutini. Vabbè, questa è l'opinione del nostro telespettatore. Certamente. Grazie, Grazie Giulia. a voi. Oggi scommettiamo che però la partita non dura 10 minuti in più, tanto il risultato. Vabbè, ormai è acquisito, ci mancherebbe. Grazie Giulia, ci ritroviamo allora sono durate sempre Grazie 10 a minuti. voi. venerdì Ci sera con vediamo Corner, venerdì. con Diretta Stadio, con Giulia. Sì. Intanto devo ringraziare Max Velotto, Grazie a voi. Carlo Breve, Grazie, Angelo, buonasera. Patanè Grazie a tutti quanti. e anche Alessandro Vagliasindi. Buonasera. Adesso arriva Ti la scompino stanotte, Patanè. Bene. Lui fa pollicino. Basta, Patanè. dalle notizie e poi gli altri devono andarsela a cercare. C'è la differita di Picerno Catania. Abbiamo detto già chiaramente della partita con Diretta Stadio di venerdì, non ci sarà dunque preview, e poi come sempre noi a lunedì, anche se è giorno 8 sta bene Immacolata. Pollicino. Ascoltami Patanè, segnati questa punta, giorno 8 Immacolata, siamo qui con Corner E anche anteprima? e anche anteprima, siamo al bene. completo. Grazie, buona serata a tutti. Guai chi manca.